Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di lunedì 6 settembre 2021. Coronavirus: sono 20 nuovi positivi registrati ieri in provincia di Belluno, 263 gli attualmente contagiati, sempre 7 i pazienti ricoverati all'ospedale San Martino di Belluno, 6 in area non critica nel reparto di malattie infettive, 1 in terapia intensiva. Sul fronte della campagna vaccinale, in programma per domani a Falcade una seduta straordinaria di somministrazioni dalle 14.30 alle 18 presso la scuola elementare Padre Felice Cappello. Accesso libero senza prenotazione per tutte le persone dai 12 anni in su. Cambiamo argomento. Anche ieri senza esito le ricerche di Federico Lugato, il 39enne originario di Mestre e residente a Milano, scomparso il 26 agosto sulle montagne Zoldane. Oggi in prefettura si svolgerà la riunione tecnica con i soccorritori per stabilire se proseguire i tentativi di recupero dell'uomo, del quale finora non sono emerse tracce. E c'è purtroppo anche un'altra persona scomparsa. Si tratta di Giacomo Sacchet, 43enne di Zoldo, partito ieri mattina da Soffranco con l'intenzione di scendere lungo la fora del Mae fino a Pirago. Atteso alle 14.30 dalla compagna, l'uomo non si è presentato all'appuntamento. A sera sono di conseguenza scattate le ricerche proseguite fino a notte inoltrata, tuttavia senza esito. In gravi condizioni un'escursionista danese di 64 anni precipitata per una cinquantina di metri da un sentiero in Val Montina per Rolo di Cadore. La donna si trovava con il marito e altre 2 persone quando è scivolata. Sul posto sono giunti l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, le squadre del Soccorso Alpino di Pieve e Centro Cadore per supportare le operazioni. Dopo le prime cure urgenti la donna è stata imbarellata e recuperata con il vericello per essere trasportata prima all'ospedale di Belluno, poi a quello di Treviso. Gravi anche 2 persone coinvolte in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Sospirolo. Si tratta di un 30enne di Belluno e di un 25enne di Sedico. L'auto su cui viaggiavano è finita contro un muretto in località Miss. Particolarmente critiche le condizioni del 30enne, rimasto incastrato nell'abitacolo ed estratto dai vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Treviso, dove si trova in prognosi riservata. Ricoverato in ortopedia all'ospedale di Belluno invece il 25enne. Passiamo allo sport, calcio, di nuovo in campo per la prima gara ufficiale della stagione le formazioni bellunesi dalla promozione alla terza categoria. In scena infatti il primo turno di Coppa Veneto e di Coppa Dolomiti. Fari puntati soprattutto sull'Unione Limana Cavarzano, la società nata dalla fusione tra le 2 squadre di cui il sodalizio porta il nome. L'11 di Massimiliano Partelli ha rispettato le attese superando per 3-0 il Conegliano. Sempre in promozione e pareggio per la neopromossa Fioribarp che ha impattato 2-2 in trasferta contro il Santa Lucia. Vediamo anche gli altri risultati. In prima categoria, girone 34, Alpago San Michele 3-1. Nel girone 35, con doppio derby, Cadore e Borgo Valbelluna 1-2, Longarone Alpina Schiara 3-1. Scendendo in seconda, girone 62, Fulgor Farra Gordina 4-0, Ponte nelle Alpi Tambre 3-0, girone 63, Castion Lentiai 3-5, Sospirolese Gemelle 2-2. Infine il girone 64, Arsiela Monese 5-0, Juventina Mugnai Artene 0-0. Questo per quanto riguarda la Coppa Veneto. In Coppa Dolomiti, competizione riservata alle squadre di terza categoria, girone A, Pieve Auronzo 0-1, ha riposato la Val Zoldana. Girone B, Alpes Cesio Comelico 0-2, a riposo il Fortogna. Girone C, Dinamo Vellai Domegge 1-4, ha riposato il Nogaré. Girone D, Sois Limana Cavarzano 4-1, a riposo la Plavis 2021. In campo anche i feltrini del San Vittore, inseriti nel girone A della Coppa Treviso, per la squadra di Anzù sconfitta 2-0 contro il Madonna della Salute. Inizierà invece dalla prossima settimana la Coppa Bassano, che nel girone A vede impegnato il Pedavena. Sempre per quanto riguarda lo sport, in scena ieri anche la Transpelmo, 770 gli iscritti al trail running di 18 km e 1300 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo al centro biathlon di Palafavera in Val di Zoldo. A livello maschile successo per Eddie Nani, atleta di Alano di Piave, giunto davanti a Isacco Costa e a Michele Meridio. Nel femminile trionfo di Giulia Poll, seconda Martina De Silvestro, terza Martina Darin Zanco.
Concludiamo questa edizione del Radio Giornale Bellunese con le previsioni del tempo in provincia di Belluno per la giornata di domani, martedì 7 settembre. Al mattino parzialmente soleggiato per il temporaneo transito di nubi alte, prima che il cielo si rassereni, lasciando spazio a tempo ben soleggiato con cielo terso per lo più sereno per modesti cumuli durante le ore più calde. Forte escursione termica nelle valli con notte fresca e contesto termico diurno prettamente tardo estivo. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.